C'è un lupo che corre lungo la strada, decine e decine di segnalazioni arrivate non solo alla redazione di Rete Veneta, ma anche sulla scrivania del sindaco di Romano di Azzellino, Simone Bontorin. Evidentemente la questione è una questione che ci riguarda molto da vicino, non tanto per la pericolosità dell'animale quanto per la sua presenza qui in una zona pedemontana e in una zona che sinceramente fino ad oggi, questo weekend, non aveva mai registrato la presenza di questi animali. Una prima volta per Romano di Azzellino, fino ad oggi avvistati esemplari solo ai piedi della montagna in Valle Santa Felicita e riconosciute tracce in zona di via Carlessi. Con questo avvistamento è evidente che l'attenzione deve diventare un po' più alta, soprattutto per coloro che amano trascorrere delle giornate con i propri animali a compagnia a camminare o piuttosto per chi possiede degli animali recintati anche però nei pressi di casa. Attenzione alta in tutto il comune. L'unica difesa possibile per i cittadini al momento può essere solo la cautela. Se si tratta di un esemplare giovane non è nemmeno chiara come sia la sua reazione di fronte all'uomo e dall'altra parte se questo animale impaurito dovesse rendersi aggressivo verso le persone, anche qui c'è qualcosa sulla quale bisogna riflettere proprio perché strumenti di difesa non ce ne sono se non recinti o suoni dissuasori.